Importante vittoria esterna per la Profavara che si impone per 2-0 con il CUS Palermo nella penultima giornata del campionato di eccellenza Girone A e mantiene saldo il terzo posto in classifica. A Palermo mister Catalano imposta bene la partita e la Profavara va subito in vantaggio grazie a un calcio di rigore concesso al quinto per un netto atterramento in area della Piana ad opera di Di Giovanni. E lo stesso avanti dei gialloblu abbatte il rigore che porta in vantaggio la Profavara. Una bella partita di Lupo e compagni con clamorose azioni da gol che però non si concretizzano. Al 39esimo è il palo a fermare il tiro di Rizzo, traversa che ferma anche un bel tiro di Fricano ad inizio di secondo tempo. Il raddoppio arriva al 60esimo ancora su rigore, Capitan Bossa viene atterrato in area dal dischetto, trasforma ancora la Piana. Il CUS Palermo cerca in tutti i modi di rimettersi in partita, ma senza grossi risultati. I gialloblu di contro creano ancora qualche occasione e chiudono in scioltezza l'incontro guadagnando i preziosi 3 punti. Sembra così facile, ma non è stata perché il CUS ha fatto un'ottima partita, in qualche tratto della gara ci ha messo anche in difficoltà. È vero che siamo riusciti a sbloccarla subito, poi l'abbiamo gestita e anche se nella prima parte della gara abbiamo gestito un po' male secondo me, poi la seconda parte della gara abbiamo fatto qualcosa in più, siamo riusciti a fare il 2-0, i ragazzi hanno gestito fino alla fine e quindi credo che il risultato sia meritato. Sì, questo sì, sapevamo la partita che era difficile perché giustamente incontravamo una squadra che si deve salvare. Quando incontri queste squadre qua devi mettere a pari livelli la cattiveria e la fame, poi giustamente ne abbiamo qualità e giustamente poi esce fuori. È vero che abbiamo avuto tante occasioni per chiudere la partita e alla fine i rigori diciamo, sono stati a favore nostro, meno male. Sì, probabilmente non siamo stati come le altre partite, però abbiamo tenuto il campo, era importante vincere, l'abbiamo fatto con due calci di rigore, 2 palle da fermo. A noi interessava vincere perché ipotizzavamo che a Bisilmeri la partita potesse finire in questo modo, quindi noi dovevamo tenerci aggrappati lì, sapevamo che l'Enna avrebbe vinto in casa con la Parma, quindi dovevamo portare tutto all'ultima giornata in casa per disputare i playoff, che per quello che abbiamo fatto è il giusto coronamento a una stagione, io oserei dire, esaltante. Domenica prossima, ultima giornata di campionato, la Profavara affronterà in casa l'Enna, partita decisiva per i gialloblu per chiudere il campionato in bellezza. I padroni di casa affronteranno l'Enna avendo 7 punti di distacco, margine che permette ai ragazzi di Gaetano Catalano di affrontare la vice capolista avendo a disposizione 2 risultati utili, vittoria e pareggio, per accedere ai play-off. Nulla deve essere dato comunque per scontato, sarà una gara che varrà tutto il campionato. L'incontro si disputerà tra le mura amiche, per cui la Profavara può contare sul supporto del pubblico favarese, sempre presente nei momenti importanti. Sapevamo che arrivavamo alla fine, che ci giocavamo la partita con l'Enna per entrare ai playoff e così è stato. La Gragas è padrona del suo destino, domenica in casa con la Risultana. Lo stesso siamo anche noi, però sicuramente andiamo ad affrontare una squadra importante, una squadra forte, siamo consapevoli pure di questo, quindi se vogliamo arrivare nei playoff sappiamo che dobbiamo affrontare questa partita come se fosse già una finale.